Aperta dalle note dell'inno di Mameli eseguito dal quartetto d'archi del Conservatorio Benedetto Marcello, la cerimonia di inaugurazione della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma è sancita dal taglio del nastro da parte del presidente del Tribunale di Venezia, Salvatore Laganà. Il recupero dell'enorme area dell'ex manifattura di tabacchi ha permesso anche l'arrivo del Tribunale Civile, che, lasciato rialto, si affianca a quello penale, in attesa anche della Corte d'Appello. Soddisfatto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che tanto ha lavorato qui da magistrato e che oggi si trova a difendere una riforma della giustizia che, assicura, non è una riforma contro i magistrati. L'indipendenza e l'autonomia della magistratura giudicante e requirente rimangono dei punti fondamentali, non negoziabili, non trattabili. Vorrei però anche aggiungere che al di là di questi momenti divisivi, sui quali sarebbe quasi ipocrita sorvolare e far finta che non esistano, vi sono anche molti momenti di condivisione come quello di oggi che si sono realizzate in questa splendida opera. Il lotto di lavori inaugurato ufficialmente oggi, già attivo dalla fine dell'estate, è costato 25 milioni, di cui quasi 20 a carico del Comune di Venezia. Il sindaco Luigi Brugnaro lo sottolinea in un periodo in cui langue il rifinanziamento della legge speciale per Venezia. La legge dice proprio che lo Stato ha il dovere di aiutare Venezia, è un problema di dovere e vedremo, sai, non è neanche detto, potremmo anche fare una causa allo Stato. Cioè Venezia fa causa allo Stato, vediamo chi non la firma. A tenere banco dal punto di vista politico ci sono poi i problemi di garantire giustizia di fronte ad una recrudescenza di furti, spaccio e violenza. C'è un grande tema, in questo paese non si va in galera fino a 4 anni di condanne. L'inasprimento di pene e la certezza della pena, come accade in altri paesi, sicuramente è un buon deterrente. Se tra i problemi della giustizia anche in Veneto si patisce una carenza di personale pressoché cronica, il ministro Nordio lascia Venezia con un annuncio che definisce storico. Entro il 2026 colmeremo per la prima volta della storia della Repubblica l'organico dei magistrati. Abbiamo 1500 posti scoperti, ma abbiamo anche 5 concorsi in corso e 300-400 posti ciascuno.